Ultimamente su questo canale sto parlando di un sacco di manovre economiche che i vari stati vogliono mettere in campo per far fronte a questa attuale crisi. Ora, durante la storia ci sono state tantissime crisi e tante anche molto gravi, però raramente si è verificato un blocco della produzione. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Ed è per questo che le varie misure che si sta cercando di adottare sono molto forti e a volte anche estreme. Questo perché se si blocca la produzione, si blocca anche in parte il consumo e quindi si blocca completamente l'economia. Quello che mi sembra corretto dirvi prima di parlare dell'argomento di oggi è che se la crisi dovesse durare ancora poche settimane, allora potremmo uscirne anche abbastanza indenni, soprattutto i paesi che hanno i conti pubblici a posto, non come l'Italia. E questo perché servirebbero delle misure sì drastiche ma non estreme. Si parla invece di misure sempre più grandi, cosiddetti bazooka, che ho approfondito anche nei video qui in alto a destra. Questi sono fatti nell'ottica sia dell'oggi che del domani, perché se questa crisi dovesse durare per mesi c'è la possibilità che il calo sia drastico. In quest'ottica dunque sono state ipotizzate delle misure ad hoc. Una di queste, tra tante, è il quantitative easing. Ne ho già parlato per diverso tempo negli altri video qui in alto a destra e si tratta semplicemente dell'acquisto da parte della BCE di titoli di Stato e obbligazioni di alcune aziende private. Però ricordiamoci sempre bene che questi sono soldi prestati. A scadenza noi questi soldi dovremmo ridarli indietro. L'effetto di queste misure è quello di aumentare il denaro che è in circolazione, però è un effetto temporaneo, perché ovviamente dovendo ridare questi soldi, quando li avremo ridati quel denaro non sarà più all'interno della nostra economia. Ed ecco che vengono proposte delle misure alternative, a volte anche abbastanza stravaganti, come l'helicopter money. Questa manovra consiste più o meno nel mettere in tasca ai cittadini dei soldi, regalandoglieli. Si tratta quindi non di un prestito, ma proprio di soldi dati ai cittadini. Dovete sapere infatti che per comprare questi titoli la BCE può fare due cose: o usare dei soldi che ha già, quindi delle riserve, oppure stampare nuova moneta e usare quella per comprare i titoli. Acquistare titoli però significa che alla fine di questa operazione questi soldi tornano nelle tasche della BCE. Con l'helicopter money invece questi soldi vanno direttamente nelle tasche dei cittadini e vengono inseriti nell'economia e lì rimangono, non tornano nelle casse della BCE tecnicamente. Quest'idea di sostegno e rilancio dell'economia è stata teorizzata da Milton Friedman e il nome helicopter money non è casuale, dovete immaginarvi un omino che lancia soldi da un elicottero e la gente giù per strada li raccoglie e se li porta a casa. Per rendere meglio un'idea vi lascio uno spezzone di una famosa serie Netflix. Bello, vero? Detto questo, proviamo ad analizzare vantaggi e svantaggi di un'idea come questa. Se tu dai dei soldi direttamente nelle tasche dei cittadini, vuoi che questi soldi vengano utilizzati per comprare dei beni e servizi. Fare questo stimola la domanda e ovviamente se aumenta la domanda, di conseguenza aumenta anche l'offerta, perché chi produce beni o servizi si metterà a produrre più beni o servizi per far fronte alla domanda. Ma per produrre più beni c'è bisogno di più lavoratori e questo significa automaticamente che si abbassa il tasso di disoccupazione. Ma non solo, se più persone lavorano significa che più persone hanno uno stipendio e quello stipendio verrà utilizzato per comprare dei beni anche non di prima necessità e questo stimola la domanda di nuovo, che stimola l'offerta, eccetera eccetera. Si tratta quindi di un circolo virtuoso e una volta che si innesca si può entrare in una spirale di crescita e questo è il nobile intento di questo tipo di politica. Se la questione finisse qui sarebbe tutto molto bello, un mondo ideale, però le cose non si limitano qui, quindi se questa cosa fosse attuabile in questo modo l'avremmo già fatta molto tempo fa. Non si può fare in questo modo perché esistono dei rischi che ora vi vado ad elencare. Una maggiore quantità di moneta in circolo significa automaticamente una maggiore inflazione. E che cosa significa? Ho fatto un video sull'inflazione che trovate qui in alto a destra, ma ve lo riassumo. Se tante persone hanno tanta moneta in più, quella moneta avrà un valore molto inferiore rispetto a prima. Come ogni altro bene, il valore dello stesso dipende dalla scarsità. Vi faccio un esempio. Se abbiamo un'auto d'epoca della quale esistono solo 50 esemplari in tutto il mondo e una Fiat Panda, qual è che vale di più? La Fiat Panda sicuramente ha delle prestazioni migliori perché è stata prodotta dopo, ma non è quello a determinare il suo valore.
semplicemente, dato che questo è un prodotto di scarsa quantità e di quest'altra ce n'è miliardi probabilmente nel mondo, questa vale molto di più. Allo stesso modo, se noi mettessimo in circolazione tantissimo denaro, a quel punto quel denaro varrebbe di meno, e la diretta conseguenza è che se oggi compro un chilo di pane a 5 euro, ovviamente non so quanto costa il pane perché sono celiaco, domani, se mettiamo in circolo tutta questa liquidità, probabilmente il pane costerà 10 euro. Detto questo, ora passiamo a quello che secondo me è il problema principale di questo tipo di politica. Chi ci assicura che dando i soldi ai cittadini, i cittadini poi li spendano nell'economia reale? Pensateci bene, in una situazione di crisi voi spendereste questi soldi o li terreste da parte? Io sono abbastanza convinto che buona parte di voi se li terrebbe in tasca, e questo perché la propensione al consumo durante un periodo di crisi è molto bassa nei cittadini. Un cittadino preferisce spendere il minimo indispensabile per ciò che è realmente necessario, piuttosto che spendere di più per qualsiasi bene o servizio che passi per la testa. Il rischio dunque è che i cittadini si tengano questi soldi da parte e che l'economia, appunto per questo motivo, non riparta, perché questi soldi non finiscono all'interno dell'economia. La cosa che appare evidente per far ripartire l'economia, come sempre è stato nella storia, è dover aumentare i consumi. Se aumenta la domanda, l'offerta si adegua, e quindi al centro di tutto questo discorso c'è il consumatore. Siamo noi cittadini che con le nostre spese diamo ossigeno all'economia. A questo punto permettetemi di lanciare una piccola provocazione. Nel corso di questi ultimi anni sono state fatte delle misure dai vari governi di assistenzialismo. Ora, si sono un po' gonfiate le buste paga con 80 euro che arrivavano qui e là, si sono dati più soldi ai disoccupati, si sono fatti dei sussidi per chi non ha effettivamente un lavoro, e effettivamente lo scopo era esattamente questo, far crescere i consumi. Questi soldi che stiamo dando alle persone devono essere immessi dentro l'economia, è così che riparte un paese. Fin qui tutto giusto, ma arriva il momento in cui la fantasia cozza un po' con la realtà. E questo perché non tutti i soldi finiscono nell'economia tramite i consumi, e soprattutto c'è una contraddizione di fondo, perché questi soldi che vi stanno dando devono venire pur da qualche parte. E di solito dove si aumenta per trovare questi soldi? Si aumenta l'IVA. Ora, l'IVA colpisce proprio i beni di consumo, il che è abbastanza una contraddizione, perché se c'è una cosa che costa 100, per colpa dell'IVA costa 122 in realtà, perché 22 li devi dare allo Stato. Attenzione però, perché questi 22 euro che paghiamo tutti quanti servono per coprire quelle manovre per le quali diamo 80 euro a pochi in busta paga. Però, se ti devo dare dei soldi in più per farti spendere nel consumo, ma poi aumentano i prezzi nel consumo perché aumenta l'IVA, c'è qualcosa che tocca. Con questo non voglio dire che tasse e imposte siano sbagliate, assolutamente. Però è abbastanza paradossale la situazione nella quale la maggiore entrata dello Stato è tramite una tassa sui consumi, quando il motore dell'economia sono proprio i consumi. E arriviamo quindi alla curiosità economica del giorno. Lo sapevate che un solo grammo di antimateria costa 62,5 miliardi di dollari? E questo quindi la rende la sostanza più costosa sulla Terra. Produrre un milligrammo di positroni costa 25 milioni di dollari, e probabilmente coi positroni faremo il carburante per le astronavi del futuro. Ma per approfondire meglio questi discorsi vi consiglio il canale di Adrian, Link for Universe, trovate il link qui sotto in descrizione.